Tiziano Faccia era un imprenditore molto noto nel suo territorio, quello di Conselve. Dal 1980 produceva macchine agricole con la sua azienda, che negli anni ha brevettato numerosi attrezzi speciali. Aveva inventato anche la prima macchina per alimentazione bovina verticale, poi prodotta da altre aziende. Al momento dell'incidente stava consegnando un miscelatore, da lui prodotto e di cui parlava con orgoglio anche nei frequenti interventi a Focus, la trasmissione di Rete Veneta condotta dal direttore Luigi Bacialli, che spesso vedeva Faccia tra gli ospiti in studio, come in occasione di una serie di furti, 2 in una settimana, di cui era stata vittima la sua azienda. Sono entrati dei ladri con un furgone bianco e hanno lavorato per 2 o 3 ore tranquillamente dentro in azienda, hanno portato via per circa 30.000 euro di roba, di attrezzature varie, insomma. Tiziano era conosciuto anche per essere il fratello di Luigi e Fausto, che avevano fatto parte dei Serenissimi, entrambi nel gruppo reso famoso dall'assalto al campanile di San Marco a Venezia con il cosiddetto tanco. Fausto aveva partecipato all'azione, Luigi no, ma fu ritenuto tra gli organizzatori. Tiziano era rimasto sempre estraneo a quelle vicende politiche e si era concentrato sulla sua azienda, dopo che quella di famiglia aveva subito le conseguenze della crisi. Anche quei furti l'avevano profondamente colpito. E dopo succedono anche queste cose. Quindi non so che senso ha fare impresa in Italia dove non c'è appunto anche un piano occupazionale, non c'è niente.